Parliamo ora di sanità. Il piano emergenze e urgenze del Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta, è stato illustrato alla terza commissione dall'assessore alla salute Maria Sandra Telesca. Il dibattito si è poi spostato in aula, dove sono stati auditi comitati e associazioni. Sentiamo Sebastiano Franco. Il confronto sul piano regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria è aperto. Un piano che, secondo la Presidente Serracchiani, aumenterà la presenza sul territorio, coprendo anche quelle aree dove c'era una grande difficoltà, in particolare la pedemontana pordenonese e l'area della montagna udinese. Previsto un aumento delle ambulanze da 41 a 46 e da 4 a 6 auto medicalizzate. Indicazioni su una miglior copertura del territorio confermate in terza commissione dall'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca, che risponde anche alle critiche espresse dall'ANAO, l'Assomedici dirigenti del Friuli Venezia Giulia. Per noi questo è un piano di emergenza territoriale. Il problema dell'emergenza è un problema del territorio, cioè dove si trova il cittadino in un momento che sta male. In quel momento noi gli dobbiamo garantire di essere trasportato nel posto più vicino dove possono trattare quella patologia. E qui in questo momento entrano in gioco gli ospedali. Roberto Novelli di Forza Italia focalizza però il confronto politico e tecnico proprio sulla copertura del territorio regionale, minore in base al piano secondo il consigliere regionale. Questa riforma vuole spendere parole positive per una ricollocazione dei mezzi dell'emergenza-urgenza che in realtà lasceranno scoperte molte aree del territorio. Penso in particolare, anche se viene venduta diversamente, alle aree montane e pedemontane. Una piccola chiosa sul Cividalese, viene tolta un'ambulanza per posizionarla nelle valli del Natisone. Dopo l'audizione in commissione, il dibattito si è trasferito in aula del Consiglio, dove a parlare sono stati i rappresentanti della Federsanità ANCI regionale. L'associazione chiede soprattutto omogeneità dei servizi ambulanze e automediche e la rapida attivazione dell'elisoccorso notturno. E proprio su questi due aspetti i comitati a difesa dell'ospedale San Michele di Gemona denunciano una distribuzione peggiorativa delle ambulanze nel gemonese, Valcanale e Canal del Ferro. Una sola automedica collocata a Tolmezzo, l'elisoccorso in servizio fino alle 24 e il punto di primo intervento le altre criticità evidenziate. Presentato a Palazzo della Regione a Trieste.